Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Mi chiamo Hildegarda, per quelli che non dovessero conoscermi, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo, astrologia. Bene, questa è una serata dedicata diciamo così, a dare delle risposte. Ovviamente mi auguro di avere domande nuove, persone nuove, perché così, insomma, mi faccio conoscere anche da altre persone, fermo restando che sono sempre disponibile per consulti professionali in privato. Un consulto con me ha un costo di 20 €, una durata di 45 minuti. Dunque, se vi stanno a cuore degli argomenti, volete più risposte o maggiori approfondimenti, o dopo che avete visto come andrà la situazione vi piacerà o vorrete sapere cosa potete fare per migliorare le cose, bene, vi aspetto proprio per un consulto approfondito per studiare una strategia insieme. Ma prima di cominciare, ovviamente, vi ricordo le solite cose, almeno le solite per gli affezionati del canale o per quelli che comunque, partecipano alle dirette da un po', ma sicuramente comunque cose nuove per le persone nuove. Buonasera Pierluca. Vi ricordo appunto che siamo su Facebook in 2 gruppi, Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, e il gruppo I Casti Sacerdotali. Questi 2 gruppi sono stati fondati dal Marietto e dalla sottoscritta e ormai sono seguiti da noi da quando li abbiamo avviati, e sono gruppi attraverso i quali condividiamo appunto questi argomenti, quindi trovate sicuramente del materiale che può essere di vostro interesse. Non solo, noi siamo online dal 2015 sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito divulga, cioè nasce per la divulgazione della radionica. Per quanti non sapessero cos'è la radionica è una tecnologia, possiamo dire che possiamo chiamarla così, in realtà è antichissima, ehm, ha un'origine veramente, cioè veniva usata insomma anticamente già dagli antichi Egitti attraverso appunto l'immissione di onde di forma. Gli egizi poi erano fortissimi anche proprio con la radiestesia, con l'uso del pendolino. Probabilmente uno dei primi pendolini della storia è stato rinvenuto in un sarcofago, dunque sappiate che è un'antichissima, molto veramente antichissima tradizione. Comunque il sito dal 2015, come ho detto, divulga materiale di radionica in forma gratuita all'interno di dispense. Non ci sono soltanto dispense di radionica, ma per gli amanti anche della chiriologia, dell'ermetismo, del percorso di crescita spirituale, della cabala, insomma c'è moltissimo materiale a cui attingere e che troverete appunto raccolto in dispense all'interno delle varie sezioni del sito. Andate, girate e scaricate tutto quello che vi aggrada, perché è lì a disposizione per tutti. Ecco, questo è uno dei circuiti che troverete, insomma delle tavole di studio che troverete sul sito e nelle varie dispense. Ma non solo, trovate anche la sezione shop, che questa per noi ovviamente è fonte di sostentamento e chiaramente è l'ambito e la sezione dove noi lavoriamo professionalmente. Come vedete in sovraimpressione, questo talismano è uno dei nostri articoli, uno dei cavalli di battaglia, è un ciondolo sefirotico, è preposto per la difesa a 360 gradi perché è stato ulteriormente lavorato tramite la programmazione radiestesica e radionica. Dunque questo talismano non solo porta con sé tutte le frequenze e le vibrazioni delle Sefirot e dunque di quelle che sono le casate angeliche, diciamo così, ciascuna per la propria mansione, il proprio compito e scopo anche spirituale di collaborazione con l'essere umano. Dunque è sicuramente un ciondolo molto bello e magico per quelli che amano soprattutto queste entità, questi esseri divini. E chiaramente è un ciondolo che, parte già per questo come propiziatorio. Inoltre è lavorato per la difesa, a 360 gradi, come dicevo. Bene, trovate però anche altri articoli, per esempio i sigilli. Molti non sanno cosa sono i sigilli salomonici o sanno, qualcosa, ma non necessariamente
la conoscenza di questi portentosi segni e simboli, non è necessariamente approfondita, ma, ci sta, ognuno con le sue competenze. Vengono utilizzati, ci tengo tantissimo a dirlo, perché sono un rimedio straordinario per tutti quelli che nascono con afflizioni astrologiche e planetarie particolari, ma ovviamente non solo per questo, non è appannaggio solo ed esclusivo solo di chi vuole correggere o rettificare gli influssi astrologici, ma anche per quanti volessero potenziare o raggiungere scopi, obiettivi e propiziare determinate aree della propria vita. Dunque, se desiderate un contributo magico, allora potrete probabilmente valutare l'idea di, farvi, tracciare, consacrare e evocare appunto un'entità associata appunto a questo sigillo e ovviamente quello più adatto a voi tramite un consulto, una consulenza professionale. E sempre grazie alle consulenze professionali riusciamo a individuare il percorso operativo e come operativo ovviamente intendo, quello che è la ritualistica dell'antica tradizione salomonica cabalistica, dunque, ci occupiamo appunto di, propiziare quello che sono le situazioni, della vostra vita. È chiaro che più il grado di complessità è alto e più il tipo di lavoro richiede tempo, pazienza, dedizione e perché no, impegno da parte anche di chi lo commissiona. Bene, detto questo, vi ricordo un'altra cosa che è molto importante, che molti sottovalutano, perché, ehm, si parte dal presupposto che, la magia sia l'ultima spiaggia e questo è l'errore che fanno moltissimi, vale a dire che si arriva a richiedere un intervento da un operatore esoterico quando ormai la situazione non è solo compromessa, ma è proprio difficile, se non quasi impossibile. E poi ci si arriva con l'acqua così alla gola che si ha fretta di vedere il risultato e purtroppo questo spesso e volentieri, come dire, ostacola proprio il lavoro. Dunque la fretta non è sicuramente per chi cerca l'approccio magico dell'alta magia cerimoniale. Sicuramente ci saranno altri esoteristi, altre strategie, altre cose che vi promettono in 28 giorni di trasformare la vostra vita, bene, sicuramente faranno per voi e per le vostre aspettative, ammesso che poi ci riescano. Noi intendiamo dire che ci vuole pazienza e spesso si sottovaluta il fatto che se la situazione è particolarmente difficile, un primissimo approccio potrebbe essere un riequilibrio radiestesico. Dunque è importante che sappiate che esiste questa procedura, esiste una procedura che ripulisce, riequilibra, riorienta tutte le frequenze, che compongono, il nostro la nostra esistenza e l'insieme delle esperienze che viviamo, ciascuna appunto influenzata da quelle che possono essere interferenze di persone, di luoghi, di memorie, di esperienze, di convinzioni personali, di emozioni negative, di anche pensieri di autosabotaggio, cioè il motivo per cui molte volte non riusciamo nelle nostre imprese potrebbe essere molto più complesso del semplice propiziare un aspetto. Dunque sempre si consiglia, soprattutto di fronte a un lavoro impegnativo, di partire da un riequilibrio e soprattutto lo consigliamo a tutti quelli che non l'hanno mai fatto in vita loro. Un riequilibrio in fondo corrisponde a un lavaggio dei corpi sottili e del tutto il campo energetico della persona. Dunque immaginate, se l'avete mai fatto, chiedetevi se in tutta la vostra vita vi siete mai preoccupati di lavare i corpi sottili e se invece date dedizione al corpo fisico e poi però trascurate quello che è l'aspetto da cui poi si manifesta tutto. I corpi sottili, la nostra mente è origine di molte delle nostre esperienze. Detto questo, vi ricordo in ultima analisi dunque che il venerdì appunto, il venerdì sera dopo la diretta generalmente ci dedichiamo appunto a questi riequilibri per le persone che si sono rivolte a noi e la stessa cosa per un protocollo diverso però lo facciamo per riequilibrare, i corpi sottili, il corpo fisico e perché no, se riusciamo anche a correggere le tracce genetiche che si vanno un po' a sovrascrivere,
a seguito delle vaccinazioni, ecco, noi facciamo anche questo tentativo, o quantomeno questo trattamento energetico. Bene, lunedì, mercoledì, venerdì 21:15 la diretta con la sottoscritta e ogni mattina alle 11:20 con il Marietto, ovviamente sempre su questi canali. Direi adesso di cominciare. Ricordo soltanto un'ultima cosa, poi veramente partiamo perché stasera ero in vena di chiacchiere. Vi ricordo che se provenite da Facebook è necessario, che autorizziate StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. Dunque, autorizzate StreamYard e dopodiché potrete accedere alla diretta, ma se non autorizzate StreamYard noi non riusciamo a vedere il vostro nome e quindi a darvi una risposta. Come vedete Milena ha scritto e lei che arriva da Facebook ha autorizzato StreamYard. Benissimo, allora c'è qui una sua domanda, Milena, 29 ottobre 71, che chiede cosa vedo per lei a livello lavorativo in questi 6 mesi. Mi raccomando, io ora chiederò a Milena se c'è. Milena, sei presente? Sei ancora qui con noi? Perché è chiaro che rispondo se mi date ovviamente è importante che compartecipiate, non che mi mettiate la domanda lì e poi scappate perché ovviamente non perfetto Milena, benissimo. Allora cominciamo e vediamo l'aspetto lavorativo per i prossimi 6 mesi per Milena. Allora vediamo un po'. Allora, il taglio non mi voglio sbilanciare perché sono solo 2 carte a fronte poi di una stesa di 19 carte, però il taglio già ha un'indicazione piuttosto benefica. Abbiamo qui, 2 carte che parlano di un nuovo inizio, ma che è un inizio come se fosse un ri-inizio, una ripartenza, un nuovo inizio di qualcosa che però già è stato fatto. Allora vediamo un po'. Allora, Milena, hai recentemente ripreso gli studi oppure, partecipato a qualche concorso? Perché ci sono queste forse anche più di uno, perché abbiamo qui vedi l'artista che è la carta degli studi, ma anche la carta del professionista, dell'artista in sé. Potrebbe anche essere, appunto qualcosa bene sì. Stavo dicendo appunto potrebbe essere qualcosa legato alla letteratura, alle forme di arte, oppure proprio gli studi anche in materia giuridica, scientifica. Comunque l'artista corrisponde appunto alla persona che ha conoscenza, sapiente. Dunque spesso riguarda appunto colloqui di lavoro oppure concorsi, eccetera. Allora, qualcosa sembra essere andato bene perché se in prima battuta abbiamo appunto questa cosa, abbiamo però anche appunto che c'è la vittoria nel tempo o c'è stato qualche indicazione positiva, perché arrivano anche arriva della possibilità insomma di per con per concorsi. Studi per concorsi, perfetto. Dunque, diciamo che c'è dietro a questi studi e dietro a queste opzioni, queste possibilità, intanto una tua caparbietà, la tua volontà di riuscita, ma anche dei sogni che sono legati a questa cosa. Dunque, si vede un po' questo nella linea del passato. Al presente abbiamo i deliranti, la malinconia, sacerdote o maggiori preziosi. Allora, diciamo che è un periodo un po' confuso, o perché, non si vede ancora molto in concreto, oppure perché
arrivano voci di corridoio, informazioni che un po' destabilizzano, cioè c'è poca stabilità. Eppure qui ancora c'è, come dire, un giudizio. La carta del sacerdote può riferirsi, a quello che è un esame, un giudizio, una valutazione. In molte occasioni ehm, può per esempio riferirsi a quando si deve esprimere un giudice o quando c'è una situazione legale, burocratica. Dunque c'è un po' una serie di pensieri legato a questo, forse sei un po' in ansia o in attesa che si finalmente determini questa opportunità, questa occasione dove, dovresti venire giudicata. Oppure, può anche essere che, ci sia comunque una persona in questo momento al presente, una persona molto grande in età o una persona un po' severa che magari, ecco, potrebbe essere un capo di lavoro, un superiore, qualcosa del genere. Io ora non so se tu stai cercando lavoro o, se stai già lavorando, ma comunque aspetti una qualche occasione, per andare altrove. Dunque non so se tu puoi rispondermi in questo e chiarirmi almeno questo, perché dalla domanda non si capisce se stai già lavorando oppure se, sei solo in attesa appunto di questi concorsi. Se me lo fai sapere, lavoro ma voglio cambiare, perfetto, ecco. In effetti si vede che, è come se stessi aspettando di avere quest'opportunità, quest'occasione. Allora, ci sono delle situazioni nel prossimo periodo, diciamo che una parentesi del prossimo mese più o meno, entro un mesetto, un mese e mezzo al massimo, dove si aprono delle possibilità, delle aspettative, delle speranze, mettiamole così, però queste speranze non sono valide. Non sono valide perché probabilmente vedi c'è la carta della falsità, dunque magari ci sono, notizie non attendibili, oppure un senso di instabilità, di precarietà, tu che sei anche piuttosto sfinita di una situazione, cioè si vede che sei giunta e giungerai ancora di più al capolinea, mettiamola così. E magari reggi appunto grazie al fatto che, desideri questo cambiamento, ma qui si vede qualcosa, eh. Qui abbiamo in effetti, uhm, un qualcosa che potrebbe anche, essere un lavoro altrove, cioè un piccolo trasferimento o l'avvio di una collaborazione da qualche altra parte, oppure probabilmente è anche possibile che sia un collega che adesso, magari in una situazione un po' difficile, un collega che se ne va, mh. Però, fammi capire solo una cosa: il concorso è già stato, visto che hai studiato qua, è già stato, bandito? Cioè sai già la data? L'hai già fatto? Stai aspettando i risultati? Cioè com'è questa situazione eventualmente del concorso? Non so se mi puoi rispondere, così cerchiamo anche di capire un po' a cosa potrebbero riferirsi le sibille. Di fatto la situazione potrebbe essere ambivalente, cioè o una nuova collaborazione da un'altra parte, quindi questo potrebbe corrispondere a un trasferimento, oppure una situazione che risulta diventare critica nell'arco del prossimo, ah, acciden 37 sono proprio poche. Allora intanto magari ti aiuta a sapere che è possibile che un collega con cui non è che corra tanto buon sangue magari se ne va, come pure può cominciare una nuova collaborazione altrove. È possibile comunque che tu riceva l'aiuto di una amica. Okay, 2 anni questa graduatoria, allora c'è la possibilità che magari, saturati quei posti poi, prendano altre persone. Allora vediamo un po' comunque l'esito per i prossimi 6 mesi. Allora, vedi anche qui vedo arrivare degli aiuti comunque, aiuti che in qualche modo determineranno un buon esito per te e probabilmente, un qualcosa che risulta poi anche essere la strategia vincente, un aiuto determinante, un qualcosa che potrebbe anche
metterti alla prova per certi versi, perché comunque la carta del militare è una carta di forza, ma anche la possibilità che, ehm, ci sia comunque dietro anche un'ambizione, in quello che si manifesterà poi nel prossimo futuro. Dunque, diciamo che nell'arco dei prossimi 6 mesi potrebbero cambiare alcune cose. Dunque, la possibilità che, se dunque tu avendo già fatto il concorso e avendo comunque già una cioè, ma il concorso è già stato fatto e tu sei 750erottesima oppure okay. Ma è la graduatoria pre-concorso, post-concorso? Io non so come funzionano queste cose, dunque non riesco a capire se ancora devi sostenere, se hai fatto gli studi in passato devi ancora sostenere le prove, le valutazioni, e quella è una o diciamo una graduatoria, preliminare? Post, ah okay, post, perfetto. Dunque quello è l'esito e mano a mano chiameranno delle persone. Poi probabilmente se questa graduatoria ha validità per 2 anni è possibile che vengano fuori poi altre posizioni, le cose. Comunque io ti vedo fare qualcosa di cioè vedo un cambiamento. Alla peggio comunque, visto che le carte sembrano indicare comunque delle cose positive, potrebbe anche essere che un collega un po' falso, qualcuno con cui non è che andassi proprio tanto d'accordo, se ne andrà. Qui vedo un miglioramento, comunque la carta dell'amica è una ritrovata serenità e magari il fatto che se ne vada quest'uomo più giovane di te, potrebbe essere un sollievo, così come pure intanto c'è qualche aiuto in arrivo, perché si vede anche nell'esito, vedi? Si vede che arriva una persona, qualcuno ad aiutarti e questo determina una vittoria, una riuscita, okay, quasi con forza. Dunque, diciamo che nell'arco dei prossimi mesi vedo questo, ecco. Okay. Bene, andiamo avanti. Giusy. Ma Giusy, questa okay Milena, va bene, grazie a te. Volevo capire se la domanda di Giusy, cioè se Giusy è il suo nickname ma lei si chiama Marica o Giusy chiede per qualcun altro, perché e poi vediamo intanto se c'è. Giusy, ci sei? Non mi sembra che ci sia. Allora passiamo a Federica. Vorrei sapere se Davide, allora Federica, ci sei tu? Dimmi che ci sei, perché io, se non ci siete, mi riscrivete la domanda, passo a un'altra. Dunque, vediamo se Federica c'è, se mi risponde. Ah, benissimo, perfetto. Ok, allora leggiamo la domanda di Federica. Vorrei sapere se Davide, 10 luglio 63, mi sbloccherà sui social e si farà sentire. Federica, 5 agosto del 66. Grazie. Ok, benissimo. Perfetto. Allora, Davide, vediamo cosa farà. Facciamo così, vediamo direttamente se Davide sblocca Federica, o anzi facciamo così, chiediamo cosa farà Davide nei tuoi confronti. Vediamo un pochettino. Mh. Allora, vediamo se mi puoi dare qualche dettaglio in più, perché, che tipo di rapporto c'è fra te e Davide? Cioè vi conoscete solo virtualmente oppure, ti ha bloccato sui social ma vi conoscete anche di persona? Da quanto tempo vi conoscete? Cioè dammi qualche indicazione così che avete altre persone accanto oppure vediamo se mi scrivi. Mi puoi dare questi dettagli in più, Federica?
Dunque se è una conoscenza che, di persona da 3 anni, perfetto, okay. Vi siete anche frequentati oppure perché qua allora vediamo, intanto comincio a commentartele, poi tu sentiti libera di aggiungere le tutti i dettagli che vorrai fare. Okay, allora vediamo. Con molti alti e bassi, okay, vi siete frequentati con molti alti e bassi. In effetti si vedeva un po' qualcosina, cioè occasioni intanto qualcosa che non è recentissimo, perché la carta del denaro è una carta di accumulo, dunque parla di qualcosa che si accumula nel tempo. Ma è anche qualcosa che comunque ti ha dato pensiero, c'è la malinconia, c'è le lacrime, insomma, non è proprio stato un rapporto facilissimo o felicissimo, per non fare impappinamenti linguistici, non è stato però anche se con qualche difficoltà e con qualche frustrazione, mettiamola così, ci sono stati anche dei momenti in cui comunque avete chiarito e sistemato le cose, ma c'è forse fondamentalmente una differenza caratteriale e spesso, quando si trova questa carta nelle coppie può venire perché è una carta di occasioni che, possono essere raccolte o sprecate. Dunque a volte parla di trascuratezza, di sentirsi messi da parte, dunque potrebbe dare delle indicazioni di un rapporto che comunque crea o di caratteri che creano difficoltà nel rapporto. E poi c'è da dire anche un'altra cosa: lui compare come l'artista. A me non è che faccia impazzire come carta, cioè se parliamo di studi va benissimo. Per esempio nella stesa di prima c'era la ripresa degli studi, c'era il concorso, eccetera, e va bene, perché è una persona preparata che deve mettere in mostra le proprie capacità, le proprie qualità, ma qui sembra più un narcisista, okay, dunque non mi in questo momento non lo vedo sbloccarti, anzi piuttosto è ancora abbastanza infastidito. Non so cosa sia successo fra voi, però lui secondo me non è ancora dell'idea di sbloccarti. Anzi, ha come dire, okay, ha ancora vedi? Mhmm, non so se avete detto delle cose sull'onda di emozioni negative e di arrabbiature, perché potrebbe anche essere successo qualcosa del genere, che si finisce col dire quella cosa che poi diventa quasi irreparabile, no, la parola di troppo che ferisce. Dunque ci sono, come dire, delle cose che in questo momento non si sbloccano, o almeno lui è ancora lì in quell'emozione nei tuoi confronti. Nel prossimo periodo qui c'è ancora un altro un gradino quasi peggio, perché intanto subentra una forma di rassegnazione e devo dirti un'altra cosa, c'è comunque un controllarti di nascosto. A me sembra che lui, magari per vie traverse, in modi diversi, ti spia, ti studia, ti controlla. Dunque c'è un qualcosa, perché alla fine io sto guardando lui cosa farà per te o verso di te, più che tu, okay, dunque c'è questa cosa che lo vedo un pochettino prendere le misure, ma c'è anche una situazione. L'ho bucato prima io? Okay, perfetto. Comunque nel prossimo periodo secondo me, non so, probabilmente sei anche tu che controllerai lui, ma anche lui controllerà te, okay, dunque diciamo che non vedo recuperare nel prossimo nell'immediato. Dunque nell'arco del prossimo mese, mese e mezzo, mi sa che la storia è ancora ferma così. Ma non voglio dare date perché non è facile con le sibille. Con le sibille si parla per eventi e gli eventi potrebbero manifestarsi molto rapidamente oppure molto lentamente. Questo non è facile da individuare, almeno. Nel prossimo periodo comunque mi sembra ancora una cosa un po' ferma, però potrebbe essere rassegnato, pentito, cioè comunque questa carta lascia intendere che possa anche pentirsi. E da qui entra un cambiamento, perché vedi che a questo punto qua c'è la carta del cambiamento e qui secondo me
Ecco, la conversazione che parla dei gruppi, che parla, delle compagnie, che parla degli incontri con gli amici, non potrebbe non essere Facebook o altre chat comitive virtuali, dunque secondo me ti sbloccherà. Non è adesso, ci vorrà un po' di tempo. Deve prima, assaggiare bene il sapore del pentimento. Allora, cosa si vede qua? Che a questo punto poi, ecco, ti sblocca e secondo me c'è di nuovo un avvicinamento e secondo me vi incontrate proprio poi. Ci vuole un po', ci vuole un po', perché sicuramente le ha dette grosse. Mh. E dunque anche lui magari si rende conto, però nel prossimo periodo elaborerà bene il peso di quello che ha detto. Bene, allora, ecco, mi hai detto dal segnale, tra l'altro io non sono perfettamente in forma stasera, dunque vi ricordo però che mi ritrovate mercoledì alle 21:15 e ricordo che domani mattina c'è il Marietto alle 11:20. Dunque, se, avete tempo domani mattina, sicuramente il Marietto sarà felice di accogliervi. Mi raccomando, abbiam bisogno che cambiate domande, abbiamo bisogno che insomma partecipi gente nuova anche, no, o che si lasci spazio alle persone nuove, non entrate in circoli ossessivi perché non fanno bene, non fanno che rafforzare le situazioni pessime magari nelle quali versate, dunque non vi accanite sulla domanda e accogliete la risposta, okay? Poi vi ricordiamo comunque che invece di ammorbare tutti con la solita domanda, vi aspettiamo in privato. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento di serata, a mercoledì 21:15.